Il 4 marzo prossimo scadrà il termine per presentare le domande di sostegno per i familiari vittime da Covid-19. Sul portale dell'INAIL è attivo l'apposito servizio online, come previsto dall'accordo di collaborazione sottoscritto lo scorso 29 dicembre fra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'INAIL. Le domande dovranno essere presentate sul sito dell'Istituto attraverso il servizio online speciale Elargizione familiari vittime da Covid-19 e dovranno riguardare i decessi avvenuti entro il 28 dicembre del 2022 per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 contratto nel periodo di emergenza compreso fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. Il contributo in favore dei familiari dei sanitari deceduti durante il periodo emergenziale si potrà fare domanda singolarmente da parte di ciascun beneficiario e cumulativamente da parte di uno familiare munito di apposita delega o da un soggetto terzo in qualità di rappresentante legale o delegato del familiare. All'istanza dovrà essere allegato il titolo professionale del lavoratore deceduto, il contratto di lavoro, la documentazione sanitaria comprovante l'insolvenza di una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto come concausa da contagio da Covid-19 avvenuto durante il periodo dell'emergenza. Il contributo in favore dei familiari del personale sanitario, ammontante a 15 milioni di euro, verrà finanziato attraverso le rifonde del fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le modalità di presentazione della domanda e le informazioni sulla documentazione da allagare sono precisate nella circolare INAIL del 1 gennaio 2023. Ulteriori richieste di informazione e di assistenza potranno essere inoltrate attraverso il servizio INAIL Risponde.